Ma è bellissimo aver portato e rivedere le macchine da rally qui a Cavaso del Tomba. Io logico tifo la PS Monte Tomba perché come vedi le macchine passano e transitano di qui e a 1 chilometro circa c'è la fine della PS, quindi è una soddisfazione personale mia. E da quest'anno faccio parte dell'organizzazione assieme a un gruppo fantastico con il presidente Giacomo e con Francesco, il mio socio, e quindi è motivo di orgoglio, ecco, portare avanti questa classica gara importante qui nella Marca. E come vedi c'è tantissima gente. Quest'anno oltretutto i piloti passeranno in piazza Canezza, che è una frazione di Cavaso del Tomba, e vedo che la gente accorrono in molti e si divertono, poi li vediamo anche durante altre stagioni, vuol dire che i posti sono fantastici e promuovere la mia zona è una bellissima cosa. Ma le prove, diciamo che le due prove, la PS Monte Tomba, la nostra, che c'è il famoso classico dosso, che di gare ne ho fatte tante, però un dosso così non l'ho visto quasi mai. È una classica prova dove si sale un monte e poi si scende, una salita medio-larga per poi portarsi una discesa molto stretta che è quella che porta a Cavaso del Tomba. Mentre la prova di Cézanne, che sovrasta i vigneti del Cartizia e del Prosecco, è una prova anche lei che sale il monte e scende, però la salita è molto larga e la discesa è impegnativa. Quella mette a dura prova i piloti perché è anche insidiosa e quindi arrivano da dei chilometri già percorsi, quindi sono un po' stanchi, e anche le gomme, i freni, tutta la macchina, e quindi devono fare attenzione. Mentre la PS di Arfanta, dove saluto i miei amici di Tarzo che ci danno una grossissima mano, se non ci fossero loro veramente faremmo fatica. È una prova più pianeggiante dove abbiamo dovuto intervenire anche con delle chicane per metterla più in sicurezza, dove è un asfalto un po' meno grip, quindi un cambio di ritmo molto ecco, importante. Credo che la prova forse è quella più impegnativa, ma non c'è secondo me una classifica. Diciamo che sono tutte tre prove molto varie, molto diverse tra di loro. Forse quella più lunga è il Cézanne, dove ecco, appunto dico, mette un po' più a dura prova i piloti. Beh, è un'emozione bellissima, finalmente riprende vita il paese dopo 1 anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia. Abbiamo voluto fortemente anche il passaggio in piazza 13 Matri per far sì che lo spettacolo continuasse dopo la prova speciale del Monte Tomba. Certo, la difficoltà del Monte Tomba e del Rally della Marca è riconosciuta da tutti i vari piloti di questo sport. Mi preme ringraziare tutte le associazioni di Cavaso che la scorsa settimana si sono adoperate per far sì che la strada fosse pulita, fosse scorribile e fosse un campo di gara meglio possibile, insomma, ecco. Va detto loro un grazie di cuore da parte mia e di tutta l'amministrazione e lasciatemi ringraziare il comitato che ha organizzato il Rally della Marca perché ha fatto veramente una cosa bellissima.